Torniamo a parlare del significato per Portogruaro di questo 2 di giugno e sentiamo, a margine sempre della manifestazione Pavesiamo Portogruaro, Antonio Bertoncello, sindaco della località portogruarese. Siamo anche con Antonio Bertoncello, sindaco di Portogruaro. Stavo un po' leggendo questi magnifici cartelloni, frutto della fantasia ma anche della bravura dei ragazzi. Grazie mille. Un gioco di parole chiaramente, richiama un po' una canzone, però in questo caso si riferisce al 150° anniversario dell'Unità d'Italia. Poi Ippolito Nievo, mai come quest'anno si parla del grande patriota Ippolito Nievo, morto a meno di 30 anni, a pochi giorni dalla proclamazione dell'Unità d'Italia, lui che ha parlato nelle confessioni di un italiano dell'importanza di essere italiani quando ancora non c'era l'Italia. Ma non c'è dubbio, io credo che però questo 150° anniversario dell'Unità d'Italia il Comune di Portogruaro lo abbia veramente festeggiato questo compleanno con numerose iniziative, ricordando non solo Ippolito Nievo ma tutti quelli che si sono sacrificati, che hanno lottato per raggiungere questo obiettivo che è l'Unità d'Italia. Quest'anno noi abbiamo voluto coinvolgere la scuola più degli altri anni e l'iniziativa di questa mattina dimostra la sensibilità degli insegnanti, dei genitori, degli alunni che hanno voluto in questa occasione veramente fare qualcosa di straordinario. Dico anche che il Presidente della Repubblica ci ha mandato un appello che ho letto ai ragazzi, che ho consegnato agli insegnanti, dove il Presidente si è complimentato per questa iniziativa originale di 500 ragazzi. Si è complimentato proprio mettendo in evidenza quello che faceva Portogruaro, non è una lettera generica. No, ha fatto riferimento ai 500 alunni che si sono trovati in Piazza della Repubblica a Portogruaro e l'ha considerata un'iniziativa particolare importante, un messaggio molto forte da dare a tutti i cittadini, ma anche non solo i cittadini di Portogruaro ma anche i cittadini d'Italia. Senta, c'è una scuola dedicata a Ippolito Nievo, a Portogruaro c'è un parco dedicato a Ippolito Nievo e una figura anche un po' misteriosa, o meglio, misteriosa la morte di questo personaggio storico. Cosa si farà in futuro per valorizzare meglio un patriota, uno scrittore che ha dato lustro all'Italia anche all'estero? Noi stiamo ricercando in questi ultimi periodi di ricordare attraverso, le intonazioni delle strade, attraverso per esempio la ristrutturazione dei giardini Ippolito Nievo, che dobbiamo ristrutturarli e risistemarli. Stiamo cercando di riscoprire attraverso gli archivi storici tutta la nostra storia, per cercare anche di portare in luce e maggiormente in luce tutti questi personaggi che hanno fatto della loro vita l'Unità d'Italia e che è quell'Italia che noi stiamo vivendo oggi. Ecco, l'Italia è una repubblica fondata sulla pace, qui la provo con... No, sul lavoro, però voglio dire anche i lavori, anche il concetto di pace è espletato in un modo molto marcato nella Costituzione. L'Italia è repubblica ripudia la guerra. E non trova un po' fuorviante, un po' come dire anche retro, forse arcaico, il fatto che la festa della Repubblica si festeggi con una parata militare? Ma diciamo che oggi le parate militari non hanno più il significato di una volta, oggi rappresentano anche loro, anche noi tutti assieme l'unità d'Italia, l'unità tra tutte le componenti che hanno fatto sì che oggi viviamo questa splendida Italia nonostante la crisi, nonostante i problemi del lavoro, nonostante le difficoltà politiche, ma comunque siamo una nazione che ha retto fino ad oggi bene, che speriamo che superi anche questi momenti difficili e queste iniziative ci aiutano ad avere fiducia per il futuro.